Spaccata ieri sera alle 21 al negozio di Color Vision in via Giotto, zona industriale di Mogliano. Ignoti hanno utilizzato un'auto come ariete, sfondando prima il cancello privato che permette l'accesso al punto vendita, poi la vetrina antiproiettile, come ci mostra la stessa titolare. Vabbè, vedi dove ci sono le mie... Ovviamente questo è spostato perché entrando in quella macchina, c'è la macchina da qua. Quindi questo era parallelo ma si è spostato tutto. Una volta dentro, i banditi, nell'arco di soli 2 minuti e mezzo, cronometro alla mano, hanno rubato 300 paia di occhiali di vari marchi e soldi in contanti dal registratore di cassa, per un valore complessivo di diverse decine di migliaia di euro. Ma il danno è decisamente maggiore, commenta sempre il titolare del negozio. Io dico, per lavorare abbiamo recinzione esterna, vetri antisfondamento, sala cinesca interna, allarme, nebbiogeno, siamo collegati con i carabinieri e l'assicurazione. Più di così cosa deve fare uno per lavorare? E adesso la mia speranza è che l'assicurazione ti accetti, ti rinnovi la polizza, perché sennò altrimenti non saprei cosa fare, perché alla fine rimane solo quella per ristorarti qualcosa dei danni che hai subito. Il blitz interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ora al vaglio dei carabinieri, colpo causa di comprensibile amarezza e sconforto da parte del proprietario. Questa gente sono professionisti, sanno che comunque non gli faranno mai niente, insomma, ecco, questo è poco ma sicuro, e questo va anche a svantaggio delle forze dell'ordine, perché i carabinieri, devo dire che sono stati pronti, sono stati arrivati subito.